Ancora una volta abbiamo operato nel territorio di Licata con il supporto delle forze dell'ordine, in particolare del Comando Compagnia Carabinieri di Licata, con gli uomini di Licata, nei cui confronti ritengo di esprimere il vivo apprezzamento per la celerità con cui hanno agito in questo caso e per la celerità con cui hanno raccolto gli elementi sufficienti per indurre il PM, poi il GIP, ad emettere ordinanza di misura cautelare. Questa volta chi ha commesso reato si è anche fatto un po' più avanti, cioè ha sfruttato anche dei minorenni. Sì, è stata individuata un'organizzazione, un'associazione a delinquere che aveva un capo, una sorta di braccio destro del capo, nonché degli altri soggetti che agivano nel reclutamento, nel favoreggiamento e nello sfruttamento della prostituzione di ragazze rumene e tra queste vi erano anche delle minorenni. È un'indagine che prende le mosse diciamo, dalla fase finale di un'indagine del fine 2009, inizio 2010, che nella sua fase più alta, quella più interessante, più invasiva, è durata effettivamente molto poco perché diciamo, l'organizzazione che si occupava di gestire questo ampio giro di prostituzione non utilizzava neanche tutte quelle cautele che normalmente sono non dico d'obbligo, ma insomma d'uopo in queste circostanze, quindi molte conversazioni in chiaro e quindi l'opportunità di arrivare a segno, arrivare a bersaglio in tempi comunque molto ragionevoli. Lei ha detto durante la conferenza stampa un po' lo specchietto delle allodole, in pratica al pub si conoscevano le ragazze e poi magari ci si incontrava dopo. Sì, diciamo che in un territorio come quello di Licata, in generale insomma, in questa provincia è difficile che un locale, un nightclub o presunto tale possa sopravvivere esclusivamente attraverso il balletto o la lap dance di alcune ragazze. Credo che in questo caso, almeno in questo caso, si trattasse di una copertura per un giro molto più redditizio che era quello della prostituzione, aggravata dalla presenza di ragazze minorenni e vorrei dirla aggravata sotto il profilo anche non solo giudiziario ma anche morale dall'agevolazione, dall'induzione nei confronti di alcune ragazze di abortire quando i rapporti in realtà non andavano come loro prevedevano.